Sono Davide Povelato della quarta BLS, liceo Marco Casagrande di Pieve di Soligo, indirizzo scientifico base. E oggi questa esperienza qui alla banca Prealpi San Biagio mi ha lasciato tante cose di cui non ero a conoscenza, ad esempio la loro partecipazione nel territorio, appunto come abbiamo prima detto alle società sportive, tra cui anche la mia appunto. Poi mi è piaciuto il fatto che abbiano spiegato la differenza appunto tra tasso di interesse semplice e composto, di cui non ero a conoscenza, e quindi secondo me ci renderà più responsabili nel futuro su cosa fare i nostri risparmi e dei nostri soldi che dovremo guadagnare in futuro. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Coppe della quarta BLS del liceo Marco Casagrande di Pieve di Soligo. Da questa mattinata penso che ci possiamo portare dietro noi tutti una consapevolezza maggiore sul valore del risparmio e anche l'importanza che gli istituti di credito cooperativo come questo hanno nel nostro territorio. Inoltre penso che possiamo portarci dietro da questa esperienza una serie di competenze anche finanziarie che ci saranno molto utili in futuro, come ho già detto, per esempio una consapevolezza maggiore sul valore del risparmio, che come ci è stato ricordato questa mattina è anche inserito nella nostra Costituzione, e alcune nozioni più tecniche come quelle sui tassi di interesse oppure sugli investimenti nelle criptovalute. Grazie. Ciao a tutti, sono Elisa Visentin della terza turistico dell'Isis Verdi di Valdobbiadene, e questa mattinata mi è sembrata molto interessante sia per un nostro maggiore livello di conoscenza economica, sia per la conoscenza di nuove esperienze nell'ambito lavorativo, come ad esempio la spiegazione che ci è stata fatta vedere questa mattina di come entrare a far parte di una banca. Pensiamo inoltre che sia corretto imparare queste cose in tutte le scuole, e abbiamo trovato questo percorso molto interessante e informativo.